fans anche dalla Russia per la presentazione dell'ultimo lavoro discografico del maestro salernitano Bruno Venturini alla libreria Feltrinelli. Vediamo. Che bella cosa è più di 100 milioni di dischi venduti nel mondo, prima artista dell'Occidente, invitato in Cina nel 1984, record di 370 concerti nell'ex Unione Sovietica. Bruno Venturini è ormai un'icona del bel canto italiano. The Greatest Hits è il suo ultimo lavoro discografico, presentato in anteprima nazionale a Salerno. Questo doppio album dedicato ai miei 40 anni di carriera artistica racchiude un largo fascio di musica mondiale. Parliamo della grande canzone d'arte napoletana, la romanza italiana, spagnola, austriaca, con un occhio particolare poi al musical americano, un omaggio a Mario Lanza, che fu il mio talent scout nel 58 quando lui girava Arrivederci Roma ed io bambino cantavo nel mercato di Porta Portese per attrarre pubblico e mio fratello vendeva le maglie perché stavamo a Roma, mio padre era malato e stava in clinica e quindi lui mi disse "Well, you sing very good, studia", e ho ascoltato il suo consiglio, poi l'ho rivisto a Napoli a uno spettacolo importante, Festa del Munacone alla Sanità, e lui mi chiese di mio padre, io dissi "papà è morto", io stavo con mia madre, lui si commosse, voleva adottarmi, voleva portarmi in America e mia madre me l'ha detto dopo tanti anni, gli regalò dei soldi e mi diceva sempre quello signore aveva un grande cuore. The Greatest Hits è stato registrato dal maestro negli Stati Uniti con una grande orchestra ed è un rinnovato segnale d'amore verso la sua terra. Ho scelto Salerno alla Feltrinelli, ho dato la primogenitura in nazionale perché io amo Salerno, amo il pubblico di Salerno e tutto il circondario, la provincia di Salerno. Mi auguro che questo disco vada nella hit al più presto e possa aprire delle porte all'arte a tanti altri artisti nuovi che possono continuare questa grande tradizione.